Amici telespettatori, ben ritrovati alla nostra rubrica Farsore Piron. Oggi siamo qui a Musile di Piave, alla trattoria La Fossetta. Andiamo a vedere gli ingredienti e la nuova ricetta con il signor Flavio. Flavio, buongiorno. Buongiorno. Cosa ci prepara oggi? Oggi prepariamo un piatto facile e un piatto di stagione, la melanzana ripiena. Quali sono gli ingredienti principali? A parte le melanzane abbiamo il parmigiano, aglio, cipolla, basilico, pomodorini ciliegino, la mozzarella, le acciughe e il riso bollito. Bene, passiamo in cucina e andiamo a vedere come preparare la ricetta. Allora, prendiamo una melanzana, la tagliamo a metà, poi la svuotiamo, incidiamo il cuore. A questo punto mettiamo del sale grosso nella melanzana e la lasciamo per 20 minuti affinché spurga l'acqua e l'amaro della melanzana. La polpa della melanzana la tagliamo a dadini e la saltiamo in padella con olio d'oliva, aglio e cipolla. Dopo 5 minuti prendiamo il ripieno delle melanzane, gli mettiamo dentro i pomodorini, il riso bollito, la mozzarella, un po' di parmigiano e le acciughe tagliate a pezzetti. Prendiamo la melanzana e la riempiamo, parmigiano e del pomodoro con basilico. A questo punto la inforniamo per 20 minuti a 180 gradi. Dopo i 20 minuti di cottura la leviamo dal forno e andiamo ad impiattare. Prendiamo la salsetta con pomodoro e basilico, la stendiamo sul fondo del piatto e ci mettiamo sopra la nostra bella melanzana ripiena. Decoriamo con 2 fogliette di basilico. Ricordiamo che è un piatto che lo possono mangiare anche i celiaci perché tutti gli ingredienti sono esenti da glutine. La trattoria La Fossetta, convenzionato con l'AIC, l'Associazione Italiana Celiachia, e nel nostro menù ci sono parecchie portate senza glutine. E dopo aver visto la preparazione della melanzana ripiena, siamo qui con Alessandro, il fratello di Flavio. Che vino ci abbiniamo? Allora, con questo piatto con la melanzana abbiamo pensato di abbinare il prosecco della Fossetta, che è un prosecco di denominazione di origine controllata e garantita ed è un nostro prodotto da sempre, perché da 23 anni che usiamo questo prosecco. Siamo nella zona classicissima del prosecco di OCG, quindi siamo a Santo Stefano in Valdobbiadene. E per digerire la melanzana? E per digerire la melanzana a fine pasto un liquore semplice ed è un nostro must, un nostro cavallo di battaglia, il famosissimo Oio Brusà, e chi ancora non lo conosce lo invitiamo a venirlo ad assaggiare, ed è una creazione di famiglia, una ricetta che il nostro nonno ci ha tramandato dai tempi del proibizionismo negli Stati Uniti negli anni 30.